Benvenuti alla nostra informazione. Quella che segue è una selezione dei servizi più importanti del TG Bassano dell'ultima settimana. Venerdì mattina c'è stata la seconda conferenza di servizi, questa dedicata a MEB, giovedì c'è stata quella su AGB e diciamo che il parere tecnico si è concluso con un parere appunto negativo. 2 sedute, 2 bocciature. Le conferenze dei servizi rifilano una serie di no ai progetti dei privati su San Lazzaro. Ma cosa vuol dire questo stop da un punto di vista della procedura? Qualche mese fa si era aperta la conferenza di servizi, entro 90 giorni doveva esprimere un parere, diciamo che sono emerse appunto tutte le criticità, una su tutte insomma è stata la provincia a chiudere la porta con diciamo che l'intervento con 3 sportelli unici uno affiancato all'altro va in contrasto con le norme del PTCP. Procedura chiusa e archiviata, quindi resta da capire cosa faranno i privati in futuro. È chiaro che questa procedura viene completamente chiusa e archiviata, ovviamente i proponenti potranno fare le loro valutazioni, potranno eventualmente anche fare dei ricorsi, è chiaro che però questa strada, questa procedura a nostro avviso non è corretta, ci sono certo altre opportunità che eventualmente i richiedenti possono sfruttare. C'è chi vede in questa doppia bocciatura una risposta alle richieste dei cittadini, dei quartieri, delle associazioni di categoria e degli ambientalisti. Ho sempre creduto che il lavoro degli uffici, il lavoro della parte tecnica dovesse essere libera da condizionamenti sia per chi sostiene il no sia per chi magari sostiene il sì. Credo che le criticità che fin dall'inizio magari erano state messe in evidenza credo che siano emerse tutte anche in conferenza di servizi. A volte gli eventi prendono una piega che pare scritta da un romanziere. E così, dopo la morte del runner Andrea Papi in Val di Sole, dopo l'aggressione dell'orsa JJ4 e la conseguente cattura di quest'ultima, si torna a parlare di orsi anche nell'altopiano dei 7 comuni. Ne avevamo parlato nei nostri servizi di qualche giorno fa, anticipando l'ondata di segnalazioni che sta mettendo in allarme il territorio. Quel che dà alla vicenda i contorni del romanzo è il luogo in cui sarebbe stato avvistato l'orso altopianese, ovvero la zona del Barental, che in lingua cimbra vuol dire appunto Valle dell'Orso. Corsi e ricorsi storici e linguistici che si perdono nella notte dei tempi, ma che riportano l'attenzione sull'altopiano, dove le segnalazioni riguardano appunto l'immenso bosco del Barental e l'area di Forte Interrotto. Al momento nessuno conferma questi avvistamenti che eventualmente potrebbero riguardare esemplari di passaggio provenienti dal Trentino. Va ricordato infatti che un orso può percorrere anche decine di chilometri in una notte e quindi l'animale che viene segnalato ad Asiago potrebbe aver già raggiunto chissà quali altre aree fuori mano negli ultimi giorni. La notizia sta comunque creando tensioni in altopiano a ridosso della stagione turistica e a un mese dall'apertura delle malghe, con il comparto agricolo già in ansia per le continue predazioni da parte dei lupi. Solo qualche giorno fa i branchi hanno ucciso un altro asino nell'allevamento di Ernesto Rigoni, a 2 passi dal centro di Asiago e a poca distanza da Gallio. Un'asinella è stata uccisa e parzialmente divorata addirittura sulla rampa del garage dell'abitazione dell'allevatore e questa situazione è ormai ritenuta inaccettabile da chi vive e lavora in quel territorio. Per quanto riguarda l'orso, invece, nelle prossime ore si attendono chiarimenti, conferme o eventualmente smentite da parte delle autorità. La paura della compagna Maria Cristina Cavedon e da qui la decisione di colpirla con un coltello da cucina che l'aveva raggiunta con 4 fendenti al collo e al petto che non le hanno lasciato scampo. Aveva confessato l'omicidio avvenuto in un appartamento protetto di Marostica il 24 aprile dello scorso anno. Lisa Paiaro Bernato, 55 anni, originaria di Noale e invalida, che per questo delitto è stata assolta dal GUP del Tribunale di Vicenza Matteo Mantovani, che ha ravvisato nella donna il vizio totale di mente e stabilito un ricovero in una struttura protetta per 1 anno. La 55enne già nel 2004 aveva investito e ucciso un ciclista di 77 anni a Tiene. Anche in quell'occasione, considerata incapace di intendere e di volere, non era stata condannata. C'è un orso nelle montagne vicentine, o anche più d'uno, questo è difficile dirlo. Ma stando a tutte le segnalazioni e gli avvistamenti delle ultime ore, pare proprio che un plantigrado stia transitando nella zona dei 7 comuni. Lo testimonierebbe questa foto, pur se sgranata e poco chiara, che sta facendo il giro della montagna vicentina.
E lo testimoniano le molte segnalazioni degli ultimi giorni, comprese quelle che abbiamo dato in anteprima nei nostri telegiornali nella giornata di sabato. Le autorità sono al lavoro per capire cosa ci sia di vero e come gestire eventualmente la situazione. Questo fatto qua ci ha un po' impauriti, diciamo, ci ha reso un po' così preoccupati anche di quelle che sono le eventuali conseguenze di una presenza, direi, di passaggio di un orso, che speriamo sia un maschio, perché come era accaduto con l'orsodino era rimasto 5 mesi per poi spostarsi verso la Slovenia in cerca delle femmine. Ecco, gli orsi non sono animali stanziali, i maschi, perché si muovono alla ricerca della femmina. Fra il Trentino e il Veneto c'è sempre stata la barriera, ben poco naturale a dire il vero, dell'autostrada del Brennero, che in molti casi ha impedito la diffusione degli orsi anche sulle montagne veronesi e vicentine. Questa barriera però in alcuni casi si è dimostrata insufficiente, penso al caso dell'orsodino, ma oggi come oggi il grosso dei capi, quindi di orsi, di plantigradi, sta in Trentino, Alto Adige. Le segnalazioni portano a pensare che ci sia un esemplare che si aggira nella zona del Barental. Ironia della sorte o rimando storico, il nome di quei luoghi in lingua cimbra vuol dire proprio Valle dell'Orso. Ma la situazione è ancora poco chiara e i sindaci preferiscono non fasciarsi la testa. Scongiuro il pericolo che si formino delle comunità di orsi sulle nostre montagne, anche perché si tratta di montagne fortemente antropizzate che hanno in questo momento l'alpeggio più ampio d'Europa, che si sta riattivando perché stiamo lavorando per poter riaprire le malghe, dove c'è appunto un'attività turistica molto vivace e sarebbe assolutamente impensabile. Gli avvistamenti riguardano per ora la Valle del Barental, ma per l'intero comparto turistico questo è un nervo scoperto. È che noi abbiamo una reale contezza di questa presenza o di questi avvistamenti. Come sindaco di Gaglio nell'ultimo periodo sono in costante contatto con gli organi competenti, con i carabinieri forestali, i quali appunto mi confermano di non aver ricevuto nessuna notizia in tal merito. C'è qualche foto che gira ma da distante, quindi si fa fatica a capire. L'imminente apertura delle malghe rappresenta un altro fattore di rischio da non sottovalutare per l'altopiano. Purtroppo con la morte di Andrea Papi l'attenzione è salita, grazie a Dio dico io, e spero vivamente che tutti gli enti sovracomunali, regionali e governativi veramente comincino a darsi da fare, a mettere le mani su questo piano nazionale della gestione del lupo e dell'orso, perché ripeto, per noi in altopiano sarebbe un ulteriore danno d'immagine e danno soprattutto per le malghe, per gli allevatori e in generale un po' per tutti noi, perché l'orso, abbiamo visto, è capace di uccidere anche l'uomo. Il sindacato dei giornalisti teme per la libertà di informazione. Ecco allora il flash mob di Venezia sul ponte di Rialto per denunciare conferenze stampa senza domande, il fastidio per le inchieste giornalistiche, i tanti giornalisti in prigione nel mondo. Siamo qui per ricordare che quando si spara o si aggredisce a un giornalista si spara alla libertà di informazione e a rischio il diritto di chi ci ascolta ad essere informato. Il sindacato dei giornalisti del Veneto è preoccupato per la formulazione del reato di stalking a mezzo stampa da parte della Procura di Vicenza nell'ambito dell'indagine su una serie di servizi delle nostre redazioni riguardanti il funzionamento dell'ULSS 7 e il suo direttore Carlo Bramezza. Uno degli ultimi, ad esempio, è quello della Procura di Vicenza che contesta uno stalking a mezzo stampa. Penso sia una delle prime volte in Italia che si contesta questo tipo di reato. E il sindacato invita a tenere alta l'attenzione. Noi siamo fiduciosi nella magistratura, ma non vorremmo che fosse un'altra degli attacchi che vengono fatti per dire state zitti. Quando i parrocchiani di Stoccareddo di Gaglio sono saliti nel sottotetto della canonica della parrocchia di San Giovanni Battista e hanno trovato un sacco di cotone che conteneva un teschio e alcune ossa umane, sono rimasti a bocca aperta. Hanno chiamato immediatamente il parroco e poi le forze dell'ordine che hanno portato il sacco in laboratorio. In quell'area della canonica non saliva più nessuno da almeno 20 anni. Per risolvere il giallo ci vorrà un po' di tempo. Questo è un giallo tutto galliese che è ancora avvolto da una cornice di mistero sulla quale stiamo a tutt'oggi lavorando per capire cosa sia successo in tutti questi anni, presumo io, perché si ritiene già da una prima analisi che queste ossa siano lì da decenni. Saranno le analisi di laboratorio infatti a stabilire l'età e il sesso della persona, anche se l'ipotesi più probabile è che si tratti di un soldato della Grande Guerra.
Probabilmente le ossa erano state trovate durante i lavori di ristrutturazione degli anni 60 e dimenticate da qualche parte. La speranza è dunque che non sia un omicidio o una morte più recente. Che si possa trattare magari dei resti di un soldato della Prima Guerra Mondiale, al quale ovviamente va data il degno riconoscimento, ma soprattutto la degna sepoltura. Voglio pensare che il caso possa essere riconducibile a questo. La risposta servirà dal laboratorio. Intanto, per qualche giorno, tutte le ipotesi rimangono in piedi. Siamo intervenuti perché nella giornata di ieri, nella serata di ieri, abbiamo ricevuto delle segnalazioni su capi abbandonati e morti proprio in mezzo alla valle, e di conseguenza è una situazione non accettabile che necessita l'intervento soprattutto della autorità di pubblica sicurezza e di sanità locale, quale è il sindaco. Siamo in Valle Santa Felicita, comune di Romano de Zelino. Da qualche settimana questo gregge di ovini sosta e pascola in quest'area verde, tradizionalmente molto frequentata da turisti e amanti delle passeggiate all'aria aperta. Una situazione igienico-sanitaria che il sindaco definisce poco chiara, con la presenza anche di animali morti, come questo agnello abbandonato senza vita in mezzo al fango. Questa mattina sono pertanto scattati i controlli e non sono mancati i momenti di tensione. Abbiamo fatto intervenire la nostra polizia locale, che con il supporto dei carabinieri forestali e del servizio veterinario ha accertato che c'erano delle irregolarità e di conseguenza ha comminato le sanzioni e tutto quello che serviva, oltre ai verbali del caso, perché purtroppo la situazione era abbastanza seria. Oltre a questo si tratta di una presenza non temporanea ma stanziale da ormai qualche giorno, qualche settimana vorrei dire. Pertanto anche questa cosa non va bene rispetto a quelle che sono le regole di questo tipo di attività. Adesso che cosa succederà? Notificheremo le sanzioni, dopodiché con la polizia locale stiamo valutando anche una qualche forma di interdizione all'attività di queste persone nel nostro territorio comunale, quasi come fosse un DASPO. E io spero che la loro mente si apra, spero che capiscano che il futuro è possibile sempre migliorarlo. Non un semplice ripristino, ma un intervento che racconta la poesia di un nuovo tempo attraverso la tecnologia e mani sapienti. È con questo spirito che Irigem, l'ente di formazione professionale, ha messo a disposizione di restauratori e tecnici un corso gratuito di specializzazione finanziato dalla Regione Veneto. 50 ore di lezione, una classe di 17 restauratori e in cattedra una docente d'eccezione. Il corso tratta di tecniche multispettrali a supporto del lavoro del restauratore. Si tratta di tecniche non invasive che ormai sono entrate nella routine. Tratterà parte teorica sulle tecniche multispettrali, sull'utilizzo di diversi materiali, l'individuazione di diversi restauri, dopodiché passeremo alla parte pratica, quindi con applicazione di strumenti, acquisizione di immagini, elaborazione di immagini e appunto interpretazione dei dati. Custodire il patrimonio, conservarlo e renderlo fruibile a tutti, un ruolo, quello di restauratore specializzato, sempre più richiesto. Avere restauratori formati in un certo modo e che abbiano seguito corsi di specializzazione che intendono appunto offrire una panoramica su nuove tecniche, nuove indagini è molto importante. Che cosa si aspetta da questo corso? Sicuramente di migliorare le mie conoscenze e poter migliorare anche nella mia attività lavorativa. E se da una parte si celebra un inizio, dall'altra si premia la fine di un percorso, consegnati gli attestati di qualifica professionale per il corso di tecnico del restauro di beni culturali 2022 che ha visto partecipanti da tutto il mondo. Cosa le è piaciuto di questo corso? Como yo soy restauratrice d'arte, pensavo fare la specialistica in carta. Finalmente l'ho trovata. Un'impronta, quella di Irigem, riconosciuta in tutto il territorio. È un istituto scolastico, un istituto professionale importante per il nostro territorio, non solo per OSA, che sono opportunità che permettono anche di conoscere, non solo poi, e imparare a conservare quello che è il nostro patrimonio culturale e artistico. E questa legislatura sarà la legislatura capace di realizzare il progetto, ovviamente entro i tempi della legislatura.
Parole chiare quelle del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari a margine dell'incontro a Bassano con le associazioni di categoria. Un faccia a faccia con il territorio e con il mondo delle imprese e del lavoro che ha confermato unione di intenti e determinazione. È un'opera importante che non riguarda solo il tema della giustizia, ma riguarda ovviamente anche il tema della nostra democrazia, della nostra sicurezza, ma soprattutto del nostro sviluppo. Quasi 70 sindaci che hanno detto sì, 3 province, la regione, anche il mondo del lavoro ha risposto in maniera chiara, compatta e positiva. Il percorso sta andando veramente bene, speriamo di giungere finalmente all'istituzione del Tribunale della Pedemontana. A breve verranno terminate le audizioni con gli altri soggetti interessati, quindi operatori e professionisti del settore. Poi la procedura normativa verrà accelerata il più possibile. Siamo già al lavoro sul testo, siamo già al lavoro sull'impegno poi normativo che coinvolgerà il governo, coinvolgerà il Parlamento, coinvolgerà non solo le forze di maggioranza ma a quanto pare anche molte forze di opposizione, e questo è un bene. Il problema sollevato, quello relativo alla carenza di personale poi da inserire all'interno del Tribunale della Pedemontana, come verrà invece affrontato? Nel passato purtroppo la giustizia era stata vista come una voce di spesa e basta, e oggi invece noi la vogliamo intendere come una voce di investimento. L'istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta, è stato ribadito anche in questo incontro, non sottrarrà risorse umane e finanziarie agli altri tribunali attualmente in funzione, il tutto a beneficio del tessuto socio-economico del territorio. Il rischio è che se valesse il tema che un qualsiasi soggetto pubblico o politico potrebbe denunciare un mezzo di informazione perché mi stai criticando troppo, ecco, sono cose che potrebbero succedere in Iran o nella Russia di Putin, non penso che possano accadere nel nostro paese. La libertà di stampa è un bene prezioso, sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Un bene da custodire con cura e attenzione, perché c'è il rischio che venga messo in discussione il diritto di raccontare ai cittadini quello che succede fuori dalla porta di casa. Parole di Nicola Attalmi, segretario regionale della categoria che rappresenta i lavoratori delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo. Parole che riportano l'attenzione sul reato ipotizzato dalla Procura di Vicenza nella vicenda che vede indagato l'ingegner Giovanni Iannakopoulos per i servizi delle redazioni di Rete Veneta e Antena 3 sull'U7 Pedemontana e sul DG Carlo Bramezza. La Procura parla infatti di un reato di stalking a mezzo stampa ed è la prima volta che si parla di questa particolare declinazione. Noi siamo preoccupati quando si inventa un nuovo reato, specie quando un'ipotesi di reato, quando si parla di informazione. Ora, lo stalking attraverso i media, attraverso l'informazione giornalistica non l'avevamo mai sentita, noi siamo certi del lavoro che farà la magistratura, ma è un modo, temo, questo di cercare di intimorire in qualche modo i mezzi di informazione ed è assolutamente inaccettabile. È chiaro che se l'informazione fosse falsa o diffamatoria avrebbero modo ovviamente le persone di difendersi. Sulla correttezza dei servizi delle redazioni di Rete Veneta e Antena 3, che hanno dato voce ai cittadini e fornito ai cittadini informazioni ritenute importanti su quanto sta accadendo nell'U7 Pedemontana, è già intervenuto il Tribunale del Riesame, che ha annullato l'interdizione dall'attività editoriale emessa dalla Procura di Vicenza nei confronti di Giovanni Iannakopoulos. Pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura, confermando il provvedimento del Riesame. La chiusura delle indagini e la formalizzazione dell'ipotesi di reato di stalking a mezzo stampa sono arrivate a ridosso della manifestazione per la libertà di stampa organizzata dal Sindacato dei giornalisti del Veneto sul Ponte di Rialto. Una voce, quella dell'informazione veneta, che vuol ribadire nessun bavaglio alla stampa. A fare una cosa di tipo preventivo, cioè mi stai stalkerizzando perché critichi ad esempio la mia gestione di un distretto sanitario è assolutamente inaccettabile, per cui la nostra solidarietà va senz'altro ai mezzi di informazione e crediamo che la giustizia senz'altro chiarirà questo equivoco. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata.